Fine del coprifuoco e poi anticipo della riapertura per tutta una serie di attività, dai parchi tematici alle piscine all'interno, dalle terme alle fiere, comprese le sagre, e poi le sale giochi, i centri culturali ed i corsi di formazione. La zona bianca che scatterà in Veneto da lunedì rappresenta un passo importante verso l'agognato ritorno alla normalità, pur restando in vigore le misure base della prevenzione, mascherine obbligatorie anche all'interno, distanziamento e sanificazione. Dopo quella del Ministero della Salute, il presidente della Regione Zaia ha firmato la nuova ordinanza che fornisce le nuove linee guida che regolamentano sia le aperture delle predette attività sia anche quelle più private, come le feste tra amici e parenti conseguenti alle cerimonie civili o religiose o gli eventi sportivi aperti al pubblico. Chiarito il rebus dei commensali seduti allo stesso tavolo al chiuso, massimo 6, salvo che per i conviventi. Nessuna novità invece per sale da ballo e discoteche, che resteranno chiuse, salvo che per le attività di ristorazione e bar. Indicazioni dettagliate anche per l'utilizzo degli impianti di risalita in montagna. Zona bianca che certifica dunque un importante passo avanti, ma non significa liberi tutti. Di qui l'appello del prefetto di Treviso ai cittadini. Andare avanti con giudizio, direi che cerchiamo di contenere la voglia di buttare via tutto, a cominciare dalle mascherine. L'importante è capire che tutto quello che riusciremo a fare in termini di cautela, di prudenza, di rispetto di disposizioni come conosciamo a menadito, di buonsenso oltretutto, a questo punto sono tutte a nostro beneficio, nostro e degli altri, e soprattutto anche in funzione di evitare brutte sorprese in autunno.